Genova in verticale, una bella storia da raccontare, no? Direi che è una storia millenaria. Perché? Perché la Genova verticale, ed è una bellissima idea di Paolo Zerbini, che ringrazio per aver accettato di farci questa relazione attraverso una sua esperienza meravigliosa in questa direzione, a livello di migrazione, eccetera. Però il discorso della Genova verticale nasce nel X secolo, nell'anno 1000, dal 1000 al 1400. Cosa è successo? Che tutte le famiglie genovesi, benestanti, e che si arricchivano grazie ai traffici nel Medio Oriente, da tutte le parti, fino ad arrivare ad Andrea Doria e poi successivi, cosa facevano? Si costruivano la casetta, come la chiamo io. La casetta cos'era? Era una delle case nel centro storico, nelle zone limitrofe, fronte mare, perché avevano i traffici sul mare, con i torrioni, e quindi andavano in verticale. Questi torrioni arrivavano fino a 40 metri di altezza, finché poi, coi secoli, verso, non so, il 400, è cominciato il podestà di allora, eccetera, eccetera, ha cominciato a dire: ragazzi, qui questi torrioni, se cadono addosso alla gente, che comincia a essere numerosa, anche perché c'era turismo, c'erano gli schiavi che venivano importati, la gente che lavorava, che costruiva, se cade addosso alla gente le ammazza. E a questo punto queste torri, che inizialmente arrivavano a 40 metri, alcune ci sono ancora, le conosciamo, ma le dirà Zerbini, queste torri vennero dimezzate come altezza, arrivarono a 20 metri di altezza. E questo è il primo capitolo della Genova verticale. Poi l'altro capitolo è quello delle funicolari, ma lì allora siamo alla fine dell'Ottocento, e allora ci sono le funicolari di Castelletto, che ce ne sono 3 o 4, quella di Principe, quella che va su a Begato, da tutte le parti, le funicolari di Genova, cioè Genova verticale, un po' come succede in certe città in Italia, come per esempio Perugia, che anch'essa è una città verticale, è piena di che cosa? Di scale mobili. Ecco, a Genova hanno cominciato a fare le funivie, le funicolari, quelle che ci sono anche adesso, che sono molto utili, perché siccome sei in salita, la gente quando è giovane cammina, va, eccetera, ma a una certa età cominciavano a faticare. E allora alla fine dell'Ottocento nasce questo progetto di queste funicolari. Io credo che il discorso che farà Paolo Zerbini, noto giornalista radiofonico, ma giornalista, eccetera, molto esperto della città, siano proprio questi due aspetti fondamentali. Poi magari lui si sarà inventato, avrà studiato qualche cos'altro, e lo vediamo quando lo sentiamo. Intanto un grazie alla città metropolitana per averci ospitato in questa meravigliosa sede. Un grazie al Comune di Genova che come al solito ci sostiene, un grazie alla Regione. Io devo ringraziare quelli che come Associazione dei Liguri nel mondo fanno sì che questa associazione viva. Poi chi verrà, vivrà, o vivrà, vedrà.